La settima edizione della Tiramisu World Cup è stata presentata ieri a Treviso, suscitando grande interesse ed entusiasmo. L'evento, che si svolgerà dal 5 all'8 ottobre del 2023, riunirà 310 concorrenti provenienti da tutta Europa, insieme a ospiti e influencer da tutto il mondo, per competere nella sfida più golosa dell'anno. L'assessore al turismo della Regione del Veneto, Federico Canera, ha sottolineato l'importanza del tiramisù come simbolo della cultura enogastronomica della regione. Questo dolce, originario di Treviso, è diventato un'eccellenza regionale, ha conquistato fama internazionale ed attira partecipanti da diverse parti del mondo, inclusi concorrenti provenienti dalla Thailandia e dall'India. Canera ha evidenziato come il turismo enogastronomico sia una delle strade principali per la promozione del territorio e la valorizzazione dei prodotti tipici locali. I piatti tradizionali come il tiramisù rappresentano vere e proprie ambasciate del Veneto e contribuiscono a creare un'esperienza turistica completa, in cui la cultura culinaria svolge un ruolo fondamentale. La Regione del Veneto sostiene l'evento sin dal 2017. Quest'anno prevede la presenza di stand espositivi nella suggestiva Loggia dei Cavalieri e un'area brandizzata con il marchio turistico regionale all'Orangerie di Piazza dei Signori. La Tiramisu World Cup rappresenta quindi un'opportunità per promuovere il territorio veneto, i suoi prodotti di qualità e la ricca tradizione culinaria, contribuendo allo sviluppo del turismo nel contesto regionale. La Tiramisu World Cup è un evento importantissimo per la città di Treviso, ma anche per tutto il Veneto, perché grazie a questo evento noi abbiamo spiegato al mondo che il tiramisù si fa a Treviso e quindi in Veneto, tra l'altro anche con prodotti tipici nostri, diremo a chilometri zero, ma soprattutto grazie alle manifestazioni che abbiamo fatto in giro per il mondo. Abbiamo fatto conoscere il territorio grazie alla promozione Veneto dell'End of Venice, e soprattutto abbiamo chiesto a queste persone che hanno fatto le selezioni in Uruguay, in Brasile, di venire a fare la finale in Treviso e quindi in Veneto. E questo è il sistema promozionale migliore non solo per questo dolce, ma per tutto ciò che esso comporta, quindi identità, cultura del nostro popolo, ma soprattutto anche i prodotti tipici. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.